Si chiama Tech for Life, progetto che risponde al superamento delle criticità delle imprese legate a quest'era pandemica in corso, con protagonisti la Regione del Veneto, Confindustria Veneto e le Università di Venezia, Padova e Verona. Obiettivo: mettere in rete le eccellenze produttive del territorio per sviluppare innovazione e ricerca al servizio delle stesse imprese per gestire anche dal punto di vista biomedicale l'emergenza ancora in atto. Ci siamo resi conto da subito durante il primo lockdown che c'era difficoltà a reperire perfino le mascherine, a reperire i respiratori. Siamo stati costretti a rivolgersi in tutto il mondo per trovare gli strumenti per combattere la pandemia. Ecco, allora, siccome noi abbiamo comunque delle eccellenze produttive straordinarie nel nostro Veneto, la rete innovativa regionale serve esattamente a questo. E l'ultima delle RIR, acronimo che sta per Reti Innovative Regionali. 20 milioni i fondi stanziati dalla Regione già con il primo lockdown e facenti parte dei 56 milioni erogati sempre da Palazzo Balbi in questi ultimi 3 anni, sommati agli oltre 32 milioni stanziati come capacità di reazione delle imprese e agli 8 milioni e mezzo delle citate università per studiare e implementare le strumentazioni necessarie legate alla salute e alle cosiddette scienze della vita. Questa è una risposta davvero importante, oggi è una giornata davvero importante non solo per la nostra economia che insomma, sta dando veramente dei risultati ottimi, ma soprattutto per la gestione biomedicale e sociosanitaria della nostra regione. Domotica, digitalizzazione e robotica sanitaria tra gli obiettivi strategici anche in termini di formazione delle competenze, ideatore questo imprenditore veneto. Che possano comprendere per esempio l'aspetto meccanico con l'aspetto del software piuttosto che il digitale, piuttosto che la sensoristica, quindi conoscenze che le aziende venete, le piccole e medie aziende venete non possono proprio fisicamente avere tutte all'interno della stessa realtà.